tutti, grazie per la presentazione, grazie soprattutto per l'invito in questa iniziativa bellissima che mi onora per aver preso parte e poter dare un piccolo contributo. A me è stato affidato il tema dell'autonomia regionale differenziata, che dopo tutti gli interventi che avete ascoltato fino adesso sembrerebbe centrare quasi poco, però questo argomento, che altro non è che una possibilità messa a disposizione dalla Costituzione ai territori, alle regioni italiane, è una prospettiva che ha pesanti implicazioni, complesse implicazioni, e tra queste anche quelle di tipo finanziario. Cioè, detto in altri termini, incide in maniera significativa, quando e se verrà realizzata, sulla distribuzione delle risorse nel Paese, e quindi può avere un senso riflettere su questo argomento oggi, proprio perché a seconda della direzione che si prenderà ci potranno essere riflessi sul carico tributario dei cittadini e sulla direzione che prenderanno le risorse. Per cui prima mi sembra che forse converrebbe dare un inquadramento su che cosa si intenda per autonomia differenziata, di cui ci sta parlando tantissimo da ormai un annetto. È un argomento che anche politicamente è diventato cruciale. Quindi inquadrarla per come è prevista nel nostro quadro costituzionale e cercare anche un po' di capire quali sono le sue radici, da dove viene questo modello che è stato introdotto nel 2001 nella nostra Costituzione, e poi magari invece andare a vedere la concreta applicazione che stiamo cercando di dare a questa previsione costituzionale, per capire che tipo di riflessi potrà avere. Allora, il modello che mette a disposizione la Costituzione si ritrova in quella norma costituzionale che disciplina le autonomie speciali. Qua ci troviamo in un territorio di autonomia speciale, quindi vi tocca abbastanza da vicino. Ma apro subito con quella che è la mia lettura. Dico subito che questo non è così vero, nel senso che la collocazione nell'articolo 116 di questo modello in realtà, a mio parere, è ciò che anche sta un attimo rendendo ambigua l'attuazione di questa possibilità, perché la fa sembrare una possibilità di replica del modello di specialità, cosa che invece, da una serie di altri elementi che adesso diremo, non è a mio parere confermato. Allora, nell'articolo 116 della Costituzione si elencano le autonomie speciali, tra cui la vostra, e poi si va a prevedere la possibilità che le altre regioni che hanno un livello di autonomia più bassa possano andare a pescare in un paniere di cosiddette materie o funzioni per poter ampliare la loro autonomia, per poter acquisire competenze, soprattutto legislative si parla, ma è un po' difficile non immaginare che non si portino dietro anche la competenza amministrativa e regolamentare, materie che fino adesso sono state disciplinate dallo Stato, sono state tenute in mano dallo Stato, con la possibilità però da parte delle regioni di entrare in queste materie con delle normative di dettaglio che andavano a sviluppare, perché è la realtà del presente, che vanno a sviluppare una normativa di principio dello Stato. Quindi queste materie, che fino ad oggi sono state considerate, sono delle materie sulle quali c'è tanto una competenza statale quanto una competenza regionale, ma più circoscritta, potrebbero diventare totalmente regionali, potrebbero diventare materia su quale lo Stato non entra più con proprie leggi, ma sulle quali legifera solo una regione. Addirittura poi ci sarebbe qualche piccola materia sulla quale, che oggi è totalmente dello Stato, che potrebbe passare totalmente
totalmente a queste regioni. Per farvi alcuni esempi, sono tante le materie, sono 23 titoli di materia, richiamo le più significative: tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro, la protezione civile, il governo del territorio e perché su questo ci tornerò, l'istruzione. Queste sono materie che in questo momento sono regolate, l'ho detto un po' in termini non troppo tecnici, ma perché non penso valga la pena di esagerare con la tecnica giuridica. L'importante è capire che in questo momento lo Stato tiene il quadro dei principi e tiene il quadro della normativa di riferimento. Se un territorio, allora come funzionerebbe questo modello? Funzionerebbe che se un territorio reputa di avere una specificità per cui una certa materia potrebbe essere declinata in una maniera particolare solo su quel territorio, in base a questo nuovo modello quella regione chiede allo Stato di passare la materia al territorio. Quindi il modello potrebbe generare, ma qui parliamo proprio di sempre al condizionale perché è qualcosa che non abbiamo ancora diciamo realizzato, quindi immaginiamo che il modello potrebbe generare un cosiddetto regionalismo, lo chiamano asimmetrico, cioè di tante regioni, ognuna della quale ha un insieme di materie diversa dall'altra. Quindi se si abbandonerebbe il modello, diciamo lo schema utilizzato fino adesso, per cui ci sono 15 regioni che hanno tutte la stessa autonomia e 5 regioni speciali, che in realtà è come se fossero 6, che si differenziano l'una dall'altra proprio in ragione delle loro specificità legate a tanti aspetti geografici, linguistici, storici, e si passerebbe invece ad avere un livello di differenziazione molto più intenso, tanti territori che potrebbero caratterizzarsi con livelli di competenza, ambiti di competenza diversi l'uno dall'altro. Allora da cosa viene una scelta di questo tipo? Introdotto nel 2001 in Costituzione, diciamo che possiamo dire che ci sono state alla base di questa scelta tre motivi storici che oggi possiamo riconoscere. Da un lato c'era l'intenzione di rilanciare il regionalismo, perché negli anni 90 ci si è resi conto che avevamo realizzato uno Stato regionale insoddisfacente, debole, malfunzionante, che non piaceva, e quindi l'idea di ridare energia, ridare vigore alle regioni. Dall'altro motivo, una ancora maggiore emergenza, diciamo, c'erano delle spinte secessionistiche nel paese. In qualche territorio si parlava chiaramente di secessione. Terzo elemento, che potrei dire, se avete una qualche conoscenza del modello spagnolo, c'era l'idea di andare a replicare quello che nel 1978 era stato creato in Spagna, l'idea appunto di creare una mappa regionale dove venissero valorizzate nei diversi territori le differenze proprie di ogni singolo territorio. E capite che un paese come l'Italia, che ha sia geograficamente, sia economicamente, sia culturalmente tante diversità, potrebbe prestarsi in effetti a dar luogo a questa mappa di competenze molto diversificate. Quindi questo era alle origini della scelta che è stata fatta nel 2001, quando viene introdotta in Costituzione questa possibilità, e però stiamo alle tre regole fondamentali che la Costituzione ha posto per la realizzazione di questo modello. Diciamo ci sono tre vincoli che dobbiamo tenere ben presenti. Si dice che una regione che volesse fare questo ampliamento di autonomia anzitutto deve sentire gli enti locali, e io credo che questo sia particolarmente compreso e sentito in una regione come la vostra, che forse più di tutte le speciali ha dato un grande ruolo agli enti locali. Qua sta l'idea che se un'amministrazione regionale vuole candidarsi ad ampliare le competenze, prima deve capire
dal suo territorio e dall'amministrazione di questo territorio se c'è una condivisione, una disponibilità, perché vuol dire addossarsi, assumere più compiti, più funzioni che deve trovare la disponibilità. Non basta che la decida la regione, ci vuole la volontà e la disponibilità di tutto il territorio a un livello, diciamo così, più basso, quindi andrebbero sentiti gli enti locali. Poi il secondo vincolo che è stato posto è stato quello di prevedere che ci voglia una legge del Parlamento per approvare l'accordo, il termine tecnico è l'intesa, che una singola regione, poniamo una Basilicata piuttosto che una Liguria, va a concordare con lo Stato, cioè nel momento in cui quella regione negozia con lo Stato questo passaggio di alcune competenze, poi questo accordo deve essere tradotto in una legge approvata dal Parlamento nazionale a maggioranza assoluta, quindi con un voto significativo, una maggioranza qualificata, alta. Il significato di questo è che evidentemente non basta l'accordo tra il territorio, tra l'amministrazione di quel territorio e lo Stato centrale per arrivare, per concludere il processo, per arrivare al risultato. Ci vuole una valutazione dell'organo di rappresentanza nazionale, il Parlamento, perché evidentemente fin dal 2001 c'era la consapevolezza che un passaggio di questo tipo potrebbe avere dei riflessi sull'intero paese e quindi ci vuole l'organo di rappresentanza nazionale che va a fare una valutazione col suo voto se questo accordo non ha conseguenze negative per il cosiddetto interesse nazionale. Terzo vincolo è costituito, e qua cominciamo a entrare, sugli aspetti finanziari. In questa disposizione si va a precisare che l'intesa dovrà essere finanziata secondo il modello delle regioni speciali, scusate, le regioni ordinarie, non delle regioni speciali. E qui diciamo due parole, se avete presente come funziona il finanziamento delle regioni speciali, come funziona il finanziamento delle regioni ordinarie, sono proprio due mondi a sé stanti, completamente diversi. Le regioni ordinarie per vari decenni hanno funzionato, cioè hanno potuto esercitare le loro competenze soprattutto sulla base di trasferimenti che dallo Stato andavano alle regioni, e soprattutto, sappiate, trasferimenti fatti sulla base del criterio della cosiddetta spesa storica. Come faceva lo Stato a stabilire cosa trasferire all'Emilia Romagna, al Piemonte, alla Puglia, alla Calabria? Guardava la spesa dell'anno precedente, semplicemente la spesa dell'anno precedente. E questo significava un basso grado di responsabilità, perché penso che sia chiaro a tutti che se si otteneva esattamente quell'ammontare di spesa che si era ottenuto nell'anno precedente su qualsiasi funzione, questa era una modalità che non consentiva la responsabilizzazione di quell'amministrazione. Si sapeva che più le spese che si erano sostenute erano state elevate, più si sarebbe ottenuto nell'anno successivo, quindi va da sé che nessuna amministrazione era indotta a essere responsabile, a fare una spesa di tipo responsabile. Poi cosa è successo? Nel 2001 si è andato a riscrivere un po' in Costituzione come deve funzionare l'autonomia finanziaria delle regioni e nel 2009 si è data attuazione a questo quadro posto dalla Costituzione, andando a introdurre una legge che forse avete sentito nominare tante volte, è una legge tanto complicata quanto non applicata, ed la chiamano, il soprannome che danno a questa legge, la legge sul federalismo fiscale, una legge che ha impegnato il governo, la legge delega, ma poi il governo ha adottato delle sue norme nell'arco di più di 2 anni, quindi c'è stato uno sforzo di scrittura di norme massiccio, non le abbiamo mai applicate.
fatte, ce le abbiamo lì da circa ormai 12-13 anni e non le applichiamo. È un quadro normativo che dovrebbe cambiare la finanza delle regioni ordinarie, eliminando quel sistema di trasferimento di cui vi dicevo prima, che è stato visto come qualcosa di non virtuoso e di non sano per la finanza pubblica. Questo è il modello delle ordinarie. Il modello delle speciali è tutta un'altra cosa. Alle speciali viene consentito di trattenere sul territorio il gettito erariale che lì si produce. Si misura in decimi, questo è il criterio che si usa, quindi dividendo avendo come intero i 10 decimi del gettito erariale, cioè di tasse che i cittadini pagano allo Stato, ma li pagano sul territorio della regione speciale. Le diverse regioni speciali hanno una quota che va dall'8 al 9 al 10 decimi di quel gettito che rimane lì, su quel territorio. Questo è il regime finanziario delle regioni speciali, e allora quello che vi voglio far capire è un po' l'ambiguità di aver scelto l'articolo 116 per infilare dentro questo modello. Averlo messo nell'articolo 116 ha dato forse a tante regioni italiane l'idea che ci fosse la possibilità per le regioni ordinarie di diventare delle nuove speciali, perché era lì la disciplina, era esattamente nella disposizione in cui si normano le autonomie speciali, le quali, aggiungiamo un tassello, le quali hanno nel tempo, nei decenni, costruito il loro sistema di autonomia andando a negoziarlo con lo Stato centrale. Hanno uno statuto, ma hanno anche degli accordi che intercorrono tra ogni singolo territorio e lo Stato, e che vanno a definire il quadro di autonomia del Friuli, della provincia di Bolzano, di Trento, della Sicilia, della Sardegna e della Valle d'Aosta, ognuno diverso dagli altri. E in questi accordi bilaterali la Regione ha ottenuto che si scrivesse: qui su questo territorio rimangono gli 8 decimi, i 9 decimi, i 10 decimi del gettito erariale che quel territorio produce. Allora, questo è il modello delle speciali, quell'altro è il modello delle ordinarie. Noi abbiamo questa particolarità che andiamo a dire: facciamo così, da adesso le regioni che vogliono candidarsi a più autonomia lo possono fare, stiano attente però, oltre a sentire gli enti locali, oltre a sapere che poi l'intesa che hanno negoziato con lo Stato dovrà passare per il Parlamento, stiano attenti anche a valutare che le risorse che otterranno in più per le competenze che assumono in più non seguiranno il modello delle speciali, ma seguiranno il modello delle ordinarie. Però il fatto di averlo ottenuto nel 116 probabilmente ha ingannato qualcuno. Perché ve lo dico? Perché adesso passo a dirvi la storia dell'attuazione di questo modello. Alcune regioni cominciano a muoversi subito, già nel primo decennio degli anni 2000, però trovano dei governi che non hanno nessuna intenzione di fare questo passaggio di funzioni, per cui non parte mai questa attuazione dell'articolo 116. Le regioni sono la Toscana, sono il Veneto, l'Emilia, cominciano a candidarsi, la Lombardia, ma trovano abbastanza un muro, potremmo dire, nell'apparato centrale. Il processo riprende quando il Veneto nel 2015 fa ben due leggi, 14, la 15 e la 16, con la quale istituisce dei referendum, cioè la consultazione dei cittadini sulla base di un quesito: volete voi l'indipendenza dalla Repubblica Italiana? La questione viene portata in Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ferma tutto dicendo che non si può, benissimo la consultazione popolare, benissimo il coinvolgimento con un parere dei cittadini, ma non si può chiedere ai cittadini di votare su questioni di interesse nazionale come può essere l'unità del paese, la sovranità di un territorio. Quindi ferma
questi referendum che sarebbero stati solo consultivi, però avrebbero avuto una portata politica significativa se si fossero svolti. Dopodiché però le cose vanno avanti lo stesso, malgrado lo stop dato dalla Corte Costituzionale, perché due regioni, la Lombardia e di nuovo il Veneto, organizzano nuovamente un referendum chiedendo di nuovo ai cittadini se sono d'accordo ad applicare il modello del 116, quindi non eravamo fuori dalla Costituzione, era una cosa che non c'era motivo di fermare, perché in sé questa volta non c'era alcun profilo di incostituzionalità, però ritorno a quello che vi ho detto prima. Nel 116 si chiede che vengano sentiti gli enti locali, non i cittadini, non si parla di un referendum popolare, perché non avrebbe senso chiedere questo ai cittadini. Poi libere le regioni non è che non possono farle, libere di fare pure un referendum consultivo, che però non è dovuto, mentre a quanto pare nella Costituzione si dice espressamente che gli enti locali vanno sentiti. E allora questo lo dico per far capire che il processo ha cominciato ad avere un'accelerazione, però con un passaggio improprio, andando a sentire il corpo elettorale e non andando a sentire, se non in maniera molto superficiale, gli enti locali, ma perché ovviamente si sapeva che una pronuncia, una manifestazione di volontà da parte dei cittadini sarebbe stata molto più incisiva, avrebbe lasciato il segno, e infatti così è, perché si svolgono i referendum di Lombardia e Veneto, la gente va a votare, si dichiara interessata a sostenere questo processo di passaggio di funzioni, e all'indomani dei referendum le due regioni fanno la loro proposta al governo di spostamento di funzioni. Una terza regione, ma a me viene sempre da dire la più furba, l'Emilia Romagna, evita le spese della consultazione referendaria e si accoda alle altre due. E tutte e tre presentano una proposta di spostamento di funzioni fotocopia. Tutte e tre si candidano all'assunzione di tutte le 23 competenze che la Costituzione mette a disposizione. Tutte 23. Ora, al di là che tutte e 23 sono pesanti per una regione da assumere da un giorno all'altro, sembra anche non ben valutata come richiesta, ma al di là di questo il mio parere è che si nega così la radice di questo modello che vi ho spiegato, che non era stato pensato per replicare delle fotocopie, regioni che tutte nello stesso momento andassero a prendersi tutte le competenze possibili. Era stato pensato perché il singolo territorio, che ne so, che ha una speciale inclinazione per il turismo piuttosto che per una certa produzione industriale, piuttosto che per un altro aspetto, solo a quella materia si candidasse, perché quello poteva essere il vero riconoscimento della sua specificità. Il fatto che tutte si candidassero allo stesso elenco, lunghissimo elenco di materie, ha fatto capire che forse dietro c'era qualcos'altro, o meglio che si cominciasse a leggere questo modello in un modo molto differente. Ora, non è fondamentale attenersi alle intenzioni di chi nel 2001 aveva scritto queste norme, perché nel tempo è ammissibile un modo anche nuovo di interpretare ciò che è contenuto in Costituzione, quindi non è che fosse vincolante il fatto che nel 2001 lo si era pensato per premiare le specificità, però al tempo stesso sembrava veramente, il fatto che ci si candidasse a 23 materie sembrava francamente che fosse un po' un travisamento del modello, e forse più che altro lì l'idea, ma questo è passato molto anche nel dibattito, nel modo di ragionare, che le regioni sapessero fare meglio dello Stato le varie funzioni che chiedevano, ci fosse un maggior grado di efficienza, una maggiore capacità a livello regionale, quasi che appunto lo Stato avesse fatto male fino a quel momento nelle varie competenze, che fosse la salute, l'istruzione, che fosse la tutela dell'ambiente. Lasciamo fuori la salute perché è l'unica materia che veramente fanno le regioni
da tanti decenni. Però le altre materie sembrava che una volta prese da questi territori sarebbero state esercitate con più efficienza e con più efficacia per i cittadini. Dico subito, non lo hanno mai dimostrato le regioni che si sono candidate. Le richieste di maggiore autonomia non sono mai state corredate da studi che dimostrassero che se la Lombardia, il Veneto o l'Emilia Romagna, perché sono queste le tre intese oggi sul tavolo, stavano chiedendo, e vi dico la materia più importante di tutte e che è stata chiesta, l'istruzione, sarebbero riusciti a farlo meglio di quanto per ora stia facendo lo Stato. Cioè nessuno ha prodotto da una parte e dall'altra parte nessuno ha richiesto studi, dati che dimostrassero il vantaggio da tanti punti di vista di trasferire la funzione. E questo è stato molto criticato perché si è detto non si è mai partiti da nessuno studio che ci dimostri che se noi la competenza la spostiamo funzionerà meglio. Dimostratecelo e questo rafforzerà la candidatura che viene fatta. Quindi questo è, no, concludiamo la storia. Le regioni si candidano, queste tre regioni presentano delle proposte di intesa e siamo ormai ai governi della scorsa legislatura, i primi governi, il governo Conte, c'è una negoziazione difficile con queste tre regioni, si arriva alle cosiddette preintese. Le preintese voleva dire delle bozze che dovevano poi sfociare nell'intesa vera e propria, ma poi passare al voto parlamentare. Poi è successo che c'è stata l'emergenza sanitaria e la cosa, diciamo, è andata in stand-by, in una fase di stallo che è ripresa con questa legislatura. Con questa legislatura le preintese sono state resuscitate, sono state riportate all'attenzione di tutti, soprattutto all'attenzione del governo e qua veniamo all'attuazione che si è ritenuto di effettuare di questo modello che vi ho presentato. Si è ritenuto che questo modello funzionerebbe bene se si andasse ad approvare una legge, la chiamata di principio, legge quadro, una legge non dovuta, non è prevista dalla Costituzione, non è necessaria soprattutto, ma anche se una volta ben scritta si può dire che senz'altro potrebbe essere la benvenuta se aiuta a governare il processo. È stato quindi presentato dal governo un disegno di legge che va a disciplinare, l'avete sentito dire, il disegno di legge Calderoli, che va a disciplinare tanti aspetti che dovranno riguardare questa richiesta da parte delle regioni di queste nuove competenze. Allora diciamo due parole su questo disegno di legge che è stato diciamo, oggetto di tanto di critiche quanto di appoggio, quindi è giusto dire che per alcuni il modo corretto per procedere in questa direzione, per altri non ho problemi a dire che appartengo a questi secondi e non è il modo equilibrato per arrivare al risultato che si vuole. Non è il modo equilibrato, e dico subito quali vedo come aspetti critici, perché anzitutto diciamo emarginalizza l'organo parlamentare. È previsto in sostanza un contributo dato dal Parlamento che è un contributo a mani legate, potremmo dire, nel senso che si prevede che quando arriveranno queste intese al Parlamento, il Parlamento quasi non possa esprimersi, sia chiamato a dare un voto a maggioranza assoluta senza quasi poter andare a modificare, cioè ormai è passata l'idea che una volta che l'intesa è stata oggetto di un lungo negoziato fra lo Stato e quel singolo territorio, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna, sarebbe folle che in Parlamento cominci un lungo processo di emendamento, di modifica, quindi ormai si ragiona, ma lo dice anche la legge, che il Parlamento la approva, ma anche molto rapidamente, deve metterci veramente molto poco. Quindi
durante il processo si parla anche di pareri che il Parlamento potrebbe dare, pareri che sappiate che se il Parlamento non dà nei tempi giusti si può fare a meno di acquisirli, si può anche saltarli via, quindi complessivamente l'impressione che si trae è che conterà molto poco il Parlamento e che significato ha questo ruolo così ridimensionato del Parlamento? Ha il significato di dire che non ci sarà nessun organo che sarà chiamato a fare una valutazione dell'impatto dell'intesa per l'interesse generale. Per l'interesse generale non è una formula vuota o così astratta, vuol dire che nessun organo andrà a vedere quali contraccolpi ci saranno per il resto dei territori del Paese. Quindi il ruolo del Parlamento così lascia abbastanza perplessi. L'altro aspetto che lascia abbastanza perplessi è il fatto che in sostanza questa legge richiama i meccanismi delle autonomie speciali, e cioè va a dire che gli aspetti di dettaglio sui trasferimenti delle risorse umane, delle risorse patrimoniali, delle risorse finanziarie dallo Stato a quel territorio verranno affidate a delle commissioni bilaterali, che sono quelle che storicamente per le regioni speciali hanno curato gli accordi, la negoziazione fra lo Stato e la regione. Quindi anche questo, ahimè, tradisce l'intento di applicare la stessa cultura delle speciali su questo processo che non dovrebbe portare delle nuove speciali, non lo deve fare proprio, perché non ha senso oggi creare delle nuove regioni speciali, mentre i segnali, e sono tanti, vanno tutti in questa direzione. Sembra quasi che sia, diciamo, si sia arrivati finalmente a concedere alle regioni ordinarie di riuscire a seguire la stessa scia che hanno seguito le regioni speciali. Ma arriviamo alle questioni finanziarie, e qui si aprono veramente i grandissimi rischi per il Paese, perché è ancora molto informe la definizione di quali saranno le risorse con le quali questi territori finanzieranno le nuove competenze. All'inizio delle prime preintese addirittura figurava la parola spesa storica. Se recuperate quello che avevo detto prima, spesa storica è stato un criterio da cui abbiamo preso ormai le distanze da tanti anni, perché non responsabilizza i territori. Non c'è motivo che una regione vada a essere efficiente a contenere le spese se sa che lo Stato è capace di ritrasferire esattamente il volume di spesa che ha sostenuto. Quindi all'inizio è apparsa questa formula, poi è stata superata e ormai nel disegno di legge Calderoli si parla di compartecipazioni al gettito erariale, che quindi vuol dire andare veramente verso un sistema molto vicino agli speciali. Quindi in sostanza non saranno quel volume di risorse che vanno alle speciali, sarà meno, però la logica che ci sta dietro è la stessa, che la singola regione concordi con lo Stato quanto del gettito erariale prodotto lì si ferma, cosa che per le altre regioni ordinarie proprio non funziona così, tutto va nel paniere centrale dello Stato e poi lo Stato ha meccanismi di ritrasferimento alle regioni che non necessariamente vanno a riportare alle regioni il gettito che hanno prodotto. E perché? Non perché sia uno Stato ingiusto che toglie a una regione quello che lei produce, ma perché diciamo che in mano allo Stato ci sono anche compiti di redistribuzione e di perequazione tra i territori, e quindi occorre che il gettito, il risultato della fiscalità generale che arriva nelle mani dello Stato venga poi ritrasferito ai territori, tenendo conto degli svantaggi che soffrono alcuni e dei punti di forza che hanno altri, tali per cui si possono ridistribuire le risorse. È quello che per esempio sappiate che avviene per la spesa sanitaria. Per la spesa sanitaria lo Stato destina ai vari territori delle risorse facendo già meccanismi di perequazione, quindi andando a dare più risorse a quei territori che non ce la fanno a sostenere la sanità con le entrate normali che hanno. Allora,
Questo parrebbe essere, perché è una legge che non ha ancora completato il suo iter, è stata approvata al Senato in gennaio, si attende a brevissimo la sua approvazione alla Camera. Per ora contiene un riferimento alle compartecipazioni, però molto vago, molto vago, per cui si capirà l'entità, l'impatto che avrà non certo da questa legge, ma lo si capirà dalle intese che verranno concordate dalle regioni che si candideranno. Lì si capirà quanto ha ottenuto la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna di potersi tenere sul suo territorio, e ci si augura che almeno sia correlato alle competenze che la regione chiede, perché il principio di correlazione tra funzioni e competenze è fondamentale per le autonomie regionali, cioè è giusto che una regione, un territorio, questo vale anche per i comuni, abbia quell'ammontare di risorse che le permette di sostenere le funzioni che rientrano tra le sue competenze. Non deve essere sottofinanziata, non dovrebbe ricevere neanche in più rispetto a quello che quelle funzioni dovrebbero costare. L'altro aspetto, se ho ancora qualche minuto di tempo, che va evidenziato di questo disegno di legge in via ormai di approvazione, è che c'è una strana previsione, anche qui molto ambigua, della cosiddetta invarianza finanziaria. Si dice in più parti di questo disegno di legge: questa legge non avrà riflessi, cioè dovrà compiersi, dovrà essere attuata all'insegna dell'invarianza finanziaria, che appunto non lascia presagire granché di bello, perché potrebbe esserci la necessità di far sì delle compensazioni fra territori. Allora si può interpretare in maniera assolutamente virtuosa, come se venisse detto l'impegno che una volta che quelle regioni hanno avuto quelle risorse devono farsene bastare, non chiedano più altro. Se non sono più così capaci di sostenerle come avevano immaginato nel momento in cui si sono candidate, problema loro. Sul sistema generale non ci deve essere un ulteriore impatto. Questa è l'interpretazione che dovrebbe rassicurare tutto il resto delle regioni che non chiedono più autonomia. Però invarianza finanziaria si potrebbe anche intendere nel senso che se alcune regioni che non hanno chiesto più autonomia hanno dei contraccolpi, perché lì arriveranno meno risorse per questo cambio forte nel sistema di finanza pubblica, ahimè, sappiamo che siamo di fronte all'invarianza finanziaria, non ci saranno interventi di soccorso o di rimedio. Poi io credo che ci sarà per forza, perché non si può lasciare senza sanità, senza istruzione dei territori. Però il fatto che si vada a affermare questo principio di invarianza finanziaria, almeno a me non sembra pulito, non sembra del tutto accettabile, proprio perché è un meccanismo questo di cui non abbiamo ancora capito che impatto avrà sull'intero paese. Già dire tranquilli, tutto fermo, non si spenderà un euro di più, non si avranno variazioni sul bilancio dello Stato, se questo si traduce in alcuni territori che per colpa di questi stravolgimenti non riusciranno più a sostenere le loro funzioni, ci vuole invece sì varianza, bisogna essere pronti anche a intervenire dove dei territori si trovassero in difficoltà. Le stesse regioni che hanno chiesto più autonomia potrebbero, come vi dicevo prima, rendersi conto che credevano di essere capacissime di assumersi l'istruzione, il governo del territorio, la tutela dell'ambiente in toto, e che poi non ce la fanno. E in quel caso lì, anche qui invarianza cosa vuol dire? Si fanno nuovi trasferimenti ulteriori a queste regioni, insomma il quadro è ancora troppo ambiguo, incerto e generico per capire quali saranno i riflessi. Però ecco, se noi teniamo presente, dico le ultime due considerazioni finali, se noi teniamo presente una formula che è stata usata moltissimo da quando questo processo ha avuto un'accelerazione, l'avete sentita dire, le regioni che pretendevano più autonomia hanno invocato il cosiddetto residuo fiscale, e cioè lamentavano il fatto che
erano regioni che pagavano tante imposte, che creavano tanto gettito, e quel gettito gli veniva sottratto da uno Stato cattivo che lo portava nell'eranio. E invece loro rivendicavano che quel residuo fiscale, quella differenza tra quanto era stato prodotto e quanto in realtà poi diventava fruibile sul territorio, gli spettava. Quindi se noi riflettiamo che è questa un po' l'idea di fondo che ha scatenato tutto, cioè scatenato questa particolare applicazione di questo modello che pure è previsto dalla Costituzione, ma che può essere applicato in modi più o meno virtuosi, ecco, se noi teniamo presente questo, qualche sospetto e qualche timore penso che sia lecito averlo. Preciso che la Corte Costituzionale ha detto che il residuo fiscale è un concetto non giuridico, che non ha nessuna validità giuridica, quindi io mi trincero dietro questa affermazione del giudice Massimo, che ha detto: non usate il concetto del residuo fiscale, non ha nessun fondamento giuridico. Quindi diciamo questo è stato un po' la logica culturale che sta dietro a tutto il processo. Mi viene solo da dire, come seconda considerazione conclusiva, è logico che qua noi ci aspettiamo invece manifestazioni di responsabilità da parte dei territori che decideranno di incamminarsi su questa strada, perché essere titolari di autonomia, tanta autonomia, poca autonomia, comunque implica un grosso senso di responsabilità da tanti punti di vista, e quindi speriamo che tutto si compia alla luce di questo concetto di una forte responsabilità delle autonomie, responsabilità verso i propri cittadini del proprio territorio, ma anche verso l'intero paese, il restante paese. Grazie.